casa dove viveva Agostino Tino Straulino, e la sua seconda casa, siamo a Candia, e adesso vi faccio vedere dove lui prendeva la sua barca a vela per andare a studiare a scuola a Lussempiccolo. Questo è il suo muro originale, ecco, là c'è Artatore e là in fondo c'è Lussino. Adesso vediamo il percorso che lui faceva per andare a prendere la sua barchetta. Ecco, scendeva da qua, faceva un 50 metri e andava al muletto, che non era così, ma era senza la parte, diciamo, sinistra, era un muletto dritto, e qua saliva a bordo e andava a scuola, e andava là in fondo, eccola, quella là in fondo è Lussempiccolo. Un'esperienza fantastica, bellissima la sua, e qua ha imparato ad ascoltare il vento, a diventare amico del vento. Qua siamo a Candia, un posto bellissimo, vicino all'aeroporto di Lussino.